È di 8 feriti non gravi il bilancio della calca provocata alla Dacia Arena alla fine della partita tra Udinese e Napoli con l'invasione dei tifosi all'interno del terreno di gioco. A riferirlo il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello. Da quanto abbiamo registrato, ha fatto sapere, non si tratta di feriti da scontro e da colluttazioni, ma di traumi dovuti a cadute provocate appunto dalla ressa. Il direttore della Sores FVG Amato De Monte ha confermato il bilancio spiegando che in totale il servizio di emergenza si è occupato di 15 persone prima, durante e dopo la partita. Non ci sono stati casi gravi, salvo alcune fratture provocate da cadute dall'alto nel momento in cui i tifosi stavano entrando in contatto e c'è stata appunto ressa. Nel dettaglio il caso più rilevante riguarda una persona che ha riportato una frattura esposta ad una gamba. È stata soccorsa dal direttore della Sores e dal coordinatore infermieristico, entrambi sul posto. Un secondo infermiere nel frattempo aveva organizzato il trasporto in ospedale con il supporto di un'ambulanza della Croce Rossa, in coordinamento anche con il gruppo operativo sicurezza delle forze dell'ordine. Le altre 5 persone sono state soccorse per traumi meno gravi, tra cui un trauma toracico, un trauma cranico e dei traumi agli arti. Sono state tutte e 5 trasportate in ospedale tra il Santa Maria della Misericordia di Udine e l'ospedale di San Daniele del Friuli. Altre persone infine hanno raggiunto il pronto soccorso del nosocomio friulano con mezzi propri. Momenti di tensione si sono vissuti nel finale del match quando i tifosi partenopei hanno fatto invasione di campo, provocando la reazione di alcuni supporters bianconeri. Da lì si sono scatenati degli scontri sul terreno di gioco, poi contenuti dall'intervento delle forze dell'ordine, che hanno creato un lungo cordone tra distinti e tribuna, facendo arretrare e poi defluire all'esterno dello stadio i sostenitori napoletani. A seguire, le aree calde dei parcheggi sono state controllate fino a tarda notte a distanza da polizia, carabinieri e guardie di finanza, onde evitare il ripresentarsi di punti di contatto tra le tifoserie.